7:22 del 27 marzo 2026. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella alla radio. Buongiorno da Francesco Casula, buongiorno a Gisberto Nicoletti che guida la parte tecnica. Insieme fino alle 9 vi faremo compagnia raccontandovi i temi, gli argomenti principali del territorio, tutto quello che c'è da sapere per affrontare una giornata in maniera consapevole, e poi la musica di Cittadella. E allora rapidamente oggi da dove cominciamo? Cominciamo dal terremoto che ha scosso Torricella ieri, con un'inchiesta che rischia di portare in carcere il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Franzoso, una richiesta del pubblico ministero Enrico Bruschi per un'inchiesta di appalti sospetti, mazzette e non solo, coinvolti complessivamente 16 persone, per 12 delle quali sono state chieste misure tra carcere domiciliari per un consigliere comunale. È stata invece chiesta la sospensione dell'attività amministrativa, ma questa inchiesta colpisce anche un'altra storia, colpisce, tanto per cominciare, i Giochi del Mediterraneo, nel senso che una delle opere colpite, o meglio al centro delle mazzette, sarebbe stato il palazzetto dello sport di Torricella. E di giochi parleremo anche questa mattina, dopo la firma ieri dell'accordo tra Confindustria e commissario Ferrarese per sostenere le imprese del post giochi. Insomma, il tessuto locale non è che abbia lavorato tantissimo, non è che abbia, va detto che non avrà neanche in alcuni casi le caratteristiche per poter accedere a bandi grossi come quelli che sono stati pubblicati per i Giochi del Mediterraneo e gli impianti che sono stati costruiti, ma ecco, la gestione successiva è sicuramente un'occasione da non perdere. E poi parleremo degli errori clinici che calano nel 2025, quindi le responsabilità mediche in diminuzione fortunatamente. Ieri il focus dell'ASL di Taranto, e poi torneremo a parlare di nave Garibaldi, perché qualche giorno fa abbiamo sentito Maristella Massari, collega della Gazzetta, che oggi sul quotidiano diretto da Mimmo Mazza è tornato a parlare, ma con numeri alla mano e delle risposte fornite dall'ammiraglio di squadra Giacinto Ottaviani, comandante direttore nazionale degli armamenti, che insomma ha tirato un po' la linea di quanto servirebbe per avere un museo a bordo del Garibaldi, ma soprattutto ha fatto una domanda: ma il progetto dove sta? Chi lo deve portare avanti? Insomma, tutti in questi giorni stanno rilanciando l'idea di Garibaldi Museo di Taranto, bellissimo, lo vogliamo tutti, ma serve un progetto. Ne parleremo quindi con Maristella Massari, prima naturalmente di cominciare l'eco dei social col nostro Claudio Petrone. Oggi non ho la più pallida idea di che cosa voglia parlare, credo che sia una roba di tra settimana santa, l'Italia che ha vinto ieri e poi ovviamente le sorprese targate Petrone, quindi mi raccomando non andate via, restate tutta la mattinata con noi. E non solo, adesso c'è l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon venerdì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle vi sostengono in ogni ambito della vostra vita, rendendovi particolarmente determinati e focalizzati sui vostri obiettivi. Sarà il momento giusto per affrontare questioni lavorative importanti. Toro, la vostra pazienza e disciplina saranno premiate con successi tangibili. Anche nelle relazioni la vostra maturità vi permetterà di gestire eventuali tensioni con diplomazia, rafforzando i legami più importanti. Gemelli, le stelle vi offrono la possibilità di concludere questioni in sospeso e di portare avanti i vostri piani con efficienza. Nelle relazioni la comunicazione sarà chiara e profonda, permettendovi di risolvere eventuali malintesi. Cancro, la vostra capacità di leggere tra le righe vi aiuterà a prendere decisioni sagge e a individuare le migliori strade da percorrere. Le stelle consigliano di seguire l'istinto e di non avere paura di esprimere i vostri sentimenti. Leone, la stabilità sarà la chiave della giornata. Le stelle vi invitano a concentrarvi su ciò che vi dà sicurezza, evitando situazioni stressanti o troppo imprevedibili. L'amore e le relazioni affettive saranno un punto di forza. Vergine, l'armonia sarà il filo conduttore di questa giornata, permettendovi di affrontare ogni situazione con grazia ed equilibrio. Le stelle favoriscono il dialogo e la collaborazione, rendendovi particolarmente apprezzati.
Bilancia. Un incontro speciale potrebbe portare a nuove prospettive, sia dal punto di vista sentimentale che professionale. Siate aperti alle opportunità e lasciatevi guidare dalle vostre intuizioni. Scorpione. L'entusiasmo e la voglia di esplorare nuove possibilità vi guideranno, ma le stelle consigliano di mantenere una certa prudenza nelle decisioni più importanti da prendere quest'oggi. Sagittario. Le soddisfazioni arriveranno, ma sarà fondamentale mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dall'impazienza. In ambito sentimentale, un gesto affettuoso o una parola sincera potranno rafforzare il vostro legame. Capricorno. Potreste sentirvi oggi particolarmente sensibili e inclini alla riflessione, il che vi aiuterà a comprendere meglio alcune dinamiche della vostra vita. Le stelle vi consigliano di non isolarvi troppo e di cercare il confronto con gli altri. Acquario. L'energia sarà oggi un po' altalenante, con momenti di entusiasmo seguiti da qualche incertezza. Le stelle vi invitano a mantenere la concentrazione sugli obiettivi e a non lasciarvi distrarre da dettagli superflui. Pesci. Le relazioni sociali saranno vivaci, ma fate attenzione a non prendere troppi impegni contemporaneamente. Gestire troppe cose insieme potrebbe risultare molto stancante e controproducente. Oggi vi saluto con le parole di Bob Marley. Non giudico le persone dai loro errori, ma dalla loro voglia di rimediare. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Quanta poesia sempre della chiusura della nostra Maya, eh? Tutte queste chicche che ci aiutano ad affrontare la giornata in maniera, come dire, non lo so, vabbè, così, andiamo. 7:28, cominciamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Il Corriere del Mezzogiorno apre con l'economia in Puglia, PNRR a rischio altri 60 milioni di euro. Le imprese sono lo dico al tecnico, sento un eco strepitoso. Le imprese sono in crisi, sfuma il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Brindisi. L'opera è particolarmente attesa ed è considerata fondamentale per il turismo, ma il cantiere è deserto. L'approfondimento invece sulla sanità, il flop del fascicolo sanitario elettronico lo usa appena il 10%. C'è una foto dell'assessore Donato Pentassuglia, soltanto il 10% dei cittadini consulta il fascicolo sanitario elettronico, è quanto accade in Puglia, dove quella che avrebbe dovuto rappresentare una importante novità sul fronte delle cure rimane in realtà una grande incompiuta. Il tutto nonostante un investimento di, alla faccia, 47 milioni di euro nell'ambito del PNRR. La visita della commissione antimafia in Puglia, i clan pugliesi in affari con l''ndrangheta, l'allarme dell'antimafia, in particolare a Bari, Lecce e Andria. C'è una presenza forte della criminalità calabrese e l'allarme lanciato dalla presidente della commissione parlamentare Chiara Colosimo al termine della sua visita a Bari. Sul Corriere si parla di tangenti per gli appalti, bufera a Torricella, arrestate il vice sindaco, è uno degli argomenti che approfondiremo e che troveremo naturalmente su tutte le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. E poi invece un'altra storia, come dire, che ha dell'incredibile: Caimano e anaconda in un sottoscala. Un rettilario clandestino è stato scoperto dai carabinieri durante un blitz in un palazzo di Sanicandro. I carabinieri ovviamente hanno denunciato il pregiudicato che aveva organizzato tutto questo. La Gazzetta apre invece con valanga azzurra, resa dei conti anche in Forza Italia, si dimette Gasparri, la Premier tiene la delega al turismo e intanto si profila l'ipotesi elezione. Questo referendum non doveva essere politico e sta succedendo un casino. Pensa se fosse stato politico. Anche sulla prima di Gazzetta, Torricella, il vice sindaco ora rischia il carcere, Mazzette sugli appalti, fissato l'interrogatorio preventivo. E poi si parla di costi milionari e zero progetti, rebus della nave Garibaldi, il sogno insostenibile di un polo museale, a firma di Maristella Camassari, che questa mattina sarà con noi per raccontarci le dichiarazioni dei vertici della Marina Militare sull'ipotesi di un museo su nave Garibaldi, che insomma tutti lanciano ma che nessuno si carica, almeno economicamente. Ci fermiamo, tra un po' tutti i giornali, ma adesso c'è la New Hit. Sono le 7:35, noi continuiamo a dare uno sguardo ai quotidiani, alle prime pagine. I tentacoli dell''ndrangheta si allungano sulla Puglia e l'apertura dell'edicola. La commissione parlamentare in missione sul territorio evidenzia con preoccupazione la crescita dei legami tra importanti e pericolose cosche calabresi e la criminalità locale. Anche sull'edicola si parla della bufera di Torricella, vice sindaco
sindaco indagato per gli appalti truccati. Vi daremo i dettagli tra pochissimo sulla vicenda. Ora invece andiamo a dare uno sguardo al Nuovo Quotidiano di Puglia, la prima pagina dell'edizione Taranto. Criminalità, Puglia crocevia, l'antimafia suona la sveglia. Anche qui si parla, come detto, della visita istituzionale della commissione guidata da Chiara Colosimo in Puglia, e poi sulla spalla lo sguardo a quello che avviene a Roma. Scossone in politica, la reazione di Meloni e la sponda pugliese, via anche Gasparri da capogruppo di Forza Italia al Senato, il pezzo firmato da Francesco Gioffredi. Al centro della pagina invece una grande foto dell'Italia che ieri ha vinto contro l'Irlanda del Nord, una vittoria per sperare ma ora serve un ultimo sforzo, titola il quotidiano. Playoff 2-0 all'Irlanda del Nord, martedì il match clou in Bosnia. E poi la cronaca, appalti e tangenti, chiesto l'arresto del vice sindaco di Torricella, firma del collega Nazareno Di Noi. E poi la sentenza, uccise il padre per errore, pena di 24 anni, il delitto di San Marzano avvenuto l'8 dicembre 2023 si è concluso ieri con la sentenza di condanna per 2 persone. E a proposito di quotidiani, volevo ricordarvi che oggi è sciopero dei giornalisti della carta stampata e contro il mancato rinnovo del contratto da tempo ormai immemorabile, quindi i siti dei principali quotidiani oggi non saranno aggiornati e domani non troverete in edicola tanti quotidiani cartacei, tutti i quotidiani cartacei in realtà, a causa dello sciopero indetto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa, cominciamo i nostri approfondimenti, ma non prima di aver dato spazio un po' alla musica, e vi ricordo che cominceremo con il casino che è successo a Torricella. Ci sono 12 persone che rischiano di finire, come dire, male. E allora siamo tornati in diretta, io manco me ne ero accorto che era finito il pezzo di One Republic, e siamo pronti per raccontarvi quello che è accaduto ieri a Torricella, o meglio che rischia di accadere nei prossimi giorni a Torricella. Un'inchiesta sugli appalti truccati, secondo la procura di Taranto, e in comune ora c'è il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Franzuso che rischia di finire in carcere. Il procuratore aggiunto Enrico Bruschi ha infatti chiesto la detenzione in carcere nei suoi confronti e nei confronti di altre 8 persone. Su queste richieste dovrà decidere il 2 aprile il GIP Giovanni Caroli, che ha fissato gli interrogatori preventivi. Allora, qual è sostanzialmente il funzionamento di questa roba? Secondo quello che hanno messo insieme e hanno raccolto la procura di Taranto e i carabinieri della compagnia di Manduria guidati dal maggiore Alessandro Torto, sostanzialmente una serie di lavori di gare d'appalto bandite dal comune di Torricella sarebbero state pilotate dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Michele Franzoso. Secondo l'accusa lo avrebbe fatto in un modo tutto sommato abbastanza semplice: avrebbe bandito le gare e avrebbe sostanzialmente contattato una serie di imprenditori chiedendo di non partecipare a quella gara o di fare delle offerte in modo tale che potessero essere evidentemente escluse, in modo così da favorire una determinata azienda amica. E dagli atti dell'inchiesta che abbiamo letto ieri è emerso che avrebbe intascato una serie di mazzette, almeno secondo l'accusa al momento, da questi imprenditori, lavori che riguarderebbero per esempio il manto stradale o la segnaletica stradale, piuttosto che i lavori di waterfront nel litorale di Torricella, ma anche i lavori di riqualificazione della piscina comunale e ancora soprattutto i lavori di restyling del palazzetto dello sport di Torricella, che dovrà ospitare delle gare dei Giochi del Mediterraneo 2026. Tutto questo avrebbe raccolto una, come dire, significativa dazione di denaro da parte
dei diversi imprenditori che avrebbe in buona parte utilizzato per un'altra attività ritenuta illecita, e cioè a Franzoso e ai suoi familiari in passato erano stati sottratti dallo Stato 3 beni: una casa vacanze a Maruggio, un locale commerciale e un'abitazione a Torricella. E come sapete, se ci viene sottratto, pignorato un bene, e il vecchio proprietario non può ovviamente partecipare all'asta per la vendita, e quindi, secondo l'accusa, secondo la procura di Taranto, Franzoso ha messo in piedi un sistema che prevedeva la partecipazione del nipote come, tra virgolette, prestanome, per capirci, per fare un'offerta e aggiudicarsi quei 3 immobili. I carabinieri hanno anche tracciato sostanzialmente il passaggio di denaro da Franzoso a diverse persone, e poi da quelle persone al conto corrente intestato al nipote, che ha fatto così un'offerta per ottenere per aggiudicarsi i beni alla gara, all'asta giudiziaria. Insomma, è un'inchiesta particolarmente complicata, che è solo all'inizio, solo la punta dell'iceberg, sostanzialmente quello che abbiamo scoperto. Mi pare di aver compreso che insomma, dietro c'è ancora tanta roba da scrivere, da raccontare. Lo faremo naturalmente nei prossimi giorni, non domani, non solo perché Buongiorno Taranto non va in onda, ma perché, come vi dicevo tempo fa, oggi i giornalisti della carta stampata sono in sciopero, e quindi sicuramente almeno domenica troverete qualche aggiornamento, almeno da parte nostra. Però insomma, la storia merita di essere seguita. Come dicevo, il 2 aprile l'interrogatorio preventivo. Perché? Perché il giudice Caroli ha chiarito che a suo avviso non ci sono gli elementi per inquinare le prove, quindi non c'è bisogno di arrestarli direttamente, ma deve provvedere all'interrogatorio. In quell'interrogatorio gli indagati, che vi ricordo sono 16 complessivamente, ma in realtà la misura è stata chiesta solo per 12 persone, 10 in carcere, 9 in carcere, 2 domiciliari, e per uno che è un consigliere comunale di Torricella, Pierino Lacaita, è stata chiesta la sospensione dall'attività amministrativa, e quindi in quell'occasione potranno decidere di rispondere alle domande del giudice e fornire la loro versione dei fatti, sperando insomma anche così di evitare la misura cautelare, oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. Il seguito di tutta questa storia naturalmente ve lo racconteremo nei prossimi giorni. Tra pochissimo continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo, ma di un altro aspetto: la firma di un accordo con Confindustria e il sostegno alle imprese del territorio. Quindi mi raccomando, restate con noi. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Un silenzio carico di fede. Antichi passi che attraversano la notte. Tradizioni secolari che parlano al cuore. Passione e tradizione. I riti della Settimana Santa a Taranto. Un viaggio intenso tra devozione, storia e spiritualità. Su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre. In collaborazione con Fai Motors, Eco Bioservice, Impresa Cassalia, Avisud, concessionaria SMIA SPA Massafra, La Catena, fiducia in movimento dal 1974. Confcommercio, più servizi, più tutele, più opportunità. Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com. Il futuro non si aspetta, si costruisce. Da oltre 20 anni Programma Sviluppo fa proprio questo, affiancando le imprese con soluzioni su misura, trasformando il talento in valore reale, costruendo ponti verso nuove opportunità. Scopri i nostri servizi su programmasviluppo.it. Programma Sviluppo, costruttori di futuro. E
Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Anche a marzo, gamma Juke a 19.900 euro con qualsiasi usato. E solo per i crossover days fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Solo fino al 31 marzo. Info su nissan.it. Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune. La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce. Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile. La Catena. Fiducia in movimento dal 1974. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. 7.53 nel nostro Rewind. Come annunciato torniamo a parlare di giochi del Mediterraneo, perché se è vero che insomma gli impianti e gli appalti per costruire gli impianti sono già stati, come dire, abbondantemente assegnati, gli impianti con un po' di ritardo dovremo averli per l'inizio dei giochi, a patto che i giochi si facciano. Le imprese tarantine non sono state grandi protagoniste di questa costruzione, di questa rinascita, anche perché non sono, diciamo, così grandi da poter partecipare a gare come queste. Però ecco, la gestione post evento alla fine dei giochi, quindi quello che saranno quelle strutture, come saranno governate, è la grande occasione da non perdere, almeno secondo la Confindustria Taranto, che ieri ha firmato un protocollo con il commissario dei giochi Massimo Ferrarese. Ci racconta tutto Valentina Castellaneta. Il dopo giochi noi entriamo, naturalmente ci auguriamo nella gestione, ecco, nella gestione di queste meravigliose opere che stanno venendo fuori, che ci sia naturalmente le aziende del territorio, perché naturalmente queste opere non rimangano delle cattedrali nel deserto. Per il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, le opportunità da cogliere grazie ai giochi del Mediterraneo non termineranno alla fine delle 2 settimane della competizione sportiva. Il presidente è convinto che le ricadute sul territorio e quindi la gestione degli impianti sportivi saranno la vera sfida. Ecco perché Confindustria Taranto ha sottoscritto con il comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo un protocollo di intesa, perché, come ha spiegato il presidente e commissario straordinario Massimo Ferrarese, oltre alla gestione futura degli impianti ci sono 75 milioni di euro che il comitato investirà ancora sulla città. Appaltare altre decine di milioni di euro per servizi importanti, dai trasporti a tutto quello che ci sarà da fare, e chiaramente i nostri tecnici sono in collaborazione con i collaboratori di Confindustria, e si sentiranno quotidianamente per cercare di individuare tutto quello che sarà possibile per una ricaduta occupazionale e, diciamo, di queste società e di questi imprenditori sul territorio. Probabilmente nel territorio non siamo stati bravi a fare rete d'impresa, ha detto Toma con rammarico riguardo alle gare d'appalto,
per i cantieri degli impianti sportivi. Non ci ha fatto piacere, però sono delle gare che le aziende si possono candidare. Siccome spesso, ripeto, le nostre aziende sono più piccole, naturalmente fare rete impresa significa fare delle opere, perché come diceva prima il commissario ci sono delle opere importanti, no? Di 70 milioni, forse anche più. Il protocollo prevede, oltre a favorire la partecipazione delle imprese, di valorizzazione le competenze e le filiere produttive del territorio e non solo. Confindustria Taranto intende cogliere al volo l'opportunità di nuove relazioni internazionali fornite dai giochi, promuovendo incontri con le confindustrie dei paesi del Mediterraneo. E ieri si è parlato anche dei tempi, del cronoprogramma degli impianti dei Giochi del Mediterraneo. Pensate che in questo 2026 ci sono stati 40 giorni di pioggia, sono un numero spropositato che ha rallentato purtroppo i lavori per la realizzazione del Stadio del Nuoto, Iacovone, insomma di tutti gli impianti che si stanno costruendo, ma che il commissario ieri ha garantito comunque al fotofinish, ma saranno pronti. Una quantità di acqua che è caduta in maniera incredibile in questa prima parte dell'anno e che insomma ha portato, come vi raccontavamo qualche giorno fa, anche a riempire le dighe, quindi non solo a superare la crisi idrica che avevamo fino all'estate scorsa, ma adesso addirittura stiamo scaricando l'acqua in mare 50 metri cubi al secondo perché non sappiamo dove metterla. Siamo un paese meraviglioso e non smetteremo mai di raccontarlo. 7:57. Noi adesso ci fermiamo un attimo per un po' di musica, l'informazione. Quando torniamo vi parliamo invece degli errori clinici, la sanità, i sinistri, le responsabilità, quanto ci costa. Ci racconterà tutto la nostra Federica Pompamea e adesso invece vi lasciamo in compagnia di Samuel dei Subsonica. Questa è Radio Mogadiscio. 8 minuti dopo le 8 comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto e comincia parlando di sanità e di errori clinici. Quanto costano all'erario le responsabilità mediche e soprattutto come fare per prevenirle. I dati raccontano che ci sono notizie confortanti. Nel 2025 80 sinistri aperti, quindi dati in calo rispetto al passato. Ieri il focus nell'ASL di Taranto, ci racconta tutto Federica Pompamea. Noi siamo nel 25, abbiamo avuto 80 sinistri che sono stati diciamo aperti e di questi ancora molti sono in fase istruttoria. Negli altri anni andavamo intorno ai 120-130, quest'anno siamo scesi. È il bilancio tracciato da Giuseppe Carbotti, direttore della struttura complessa del rischio sanitario e sicurezza del paziente. A margine dell'evento i processi gestionali della colpa medica e responsabilità erariale dei sanitari coinvolti, promosso dall'ASL Taranto, che mostra come in questi anni gli errori da parte dei sanitari e di conseguenza i danni ai pazienti si siano ridotti grazie alla prevenzione e alla formazione. Strumenti, ha detto Carbotti, dedicati al personale che riescono anche a diminuire le complesse procedure interne legate ai sinistri. Ogni 6 mesi, entro il mese di luglio, vengono inviati alla Corte dei Conti, così anche come nel periodo poi di gennaio tutti i suoi successivi. Naturalmente la Corte dei Conti poi apre un'isola istruttoria, perché oggi sta benissimo che si può fare la rivalsa sia all'azienda ma alla Corte dei Conti. Loro entro 5 anni hanno la possibilità, perché poi c'è un termine di prescrizione, di valutare il sinistro, verificare se nel momento in cui abbiamo pagato l'autore, il medico, l'infermiere, il sanitario ha agito per colpa grave o meno, e quindi se colpa non grave manterrà a carico nostro l'eventuale costo, altrimenti poi si apre un'istruttoria contro il sanitario responsabile di quel sinistro. L'obiettivo dell'incontro infatti è quello di prevenire il possibile errore anche attraverso l'introduzione del Clinical Risk Manager, un professionista sanitario capace di individuare, valutare e ridurre i rischi clinici all'interno della struttura ospedaliera. Secondo i dati nazionali, inoltre, i reparti maggiormente colpiti sono ortopedia con il 20% di rischio, il pronto soccorso con il 16% e poi ostetricia e chirurgia generale che non superano il 10%. Un dato confermato anche sul territorio da Sante Minerva, direttore della struttura complessa statistica ed epidemiologica, che sottolinea come queste procedure spaventino i medici e gli infermieri, generando di conseguenza difficoltà nella gestione del personale. E tipo i concorsi verso il pronto soccorso purtroppo vedono la partecipazione di poche unità e quindi è logico che dobbiamo poi andare a rifare concorsi, perché la carenza il pensionamento di alcuni medici vede poi la carenza a determinati posti, forse anche collegati a quello che è appunto il pericolo, cioè pochi vogliono lavorare
al pronto soccorso proprio per il pericolo di danno erariale o di altri danni di carattere civilistico o penalistico. E a volte anche il rischio di danni, come dire, anche fisici, visti, insomma, vi ricordate quella scia di aggressioni che ci fu ai danni del personale sanitario nel 2025? Però ecco, ad ascoltare queste parole uno comprende che è un circolo vizioso, nel senso, pochi medici che costretti a lavorare in emergenza, l'emergenza sviluppa l'errore genera a quel punto anche delle responsabilità e quindi nei concorsi quei pochi medici evitano quei reparti in cui il rischio è più alto, come per esempio il pronto soccorso e quindi torniamo a pochi medici e quindi diciamo questo circolo sembra non finire mai e purtroppo bisognerà spezzare a un certo punto questa catena che, lo ricordiamo, è cominciata in ogni caso con la scelta geniale di qualche tempo fa di porre un numero chiuso agli studenti di medicina e soprattutto di farlo nel modo in cui è stato fatto, perché chiaramente uno studente di medicina ha un costo per lo Stato italiano, ma ecco, probabilmente le modalità con cui le abbiamo fatte non sono state tanto lungimiranti, al punto che oggi abbiamo intere comunità senza un medico che possa assistere soprattutto le persone più fragili. 8:12, noi ci fermiamo per un po' di musica. Quando ritorniamo a parlare di Garibaldi, perché insomma ieri c'è stato anche l'appello del primo cittadino, nei giorni scorsi il presidente Cesario di Camera di Commercio, ricordate la mozione in regione proposta dai 5 Stelle, votata all'unanimità affinché il Garibaldi resti a Taranto e non diventi un museo, finché non vada in Indonesia. Ma quanto costa? Un pacco e mezzo di soldi, da quello che ci ha scritto questa mattina sulla Gazzetta Maristella Massari, e riprendendo le parole del capo degli armamenti della Marina Militare Italiano, l'ammiraglio Ottaviani, e soprattutto chi se lo fa sto carico? Chi ce l'ha un progetto? Vi risponderemo, proveremo almeno a farlo tra pochissimo proprio con Maristella Massari. Vi lasciamo però in compagnia di Fulminacci e la sua stupida storia. Pezzo scelto questa mattina da Gisberto Nicoletti, da quel mattacchione di Gisberto Nicoletti, per introdurre un altro argomento legato al mondo della Marina, e cioè il futuro di nave Garibaldi. Era il 1981 quando inizia la costruzione della Porta Aeromobili, che dall'87 al 2011 è stata insomma la nave ammiraglia della Marina Militare. Ora, diciamo, i piani prevedevano la sua cessione gratuita alla Marina indonesiana, ma da Taranto, come sapete, si è sollevato un coro di voci che la vorrebbe trasformare in un museo. Mozione in consiglio regionale approvata all'unanimità dei 5 Stelle, e poi l'appello del presidente della Camera di Commercio, ieri anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Nei giorni scorsi noi abbiamo ascoltato Maristella Massari, collega della Gazzetta del Mezzogiorno, particolarmente ferrata sulla questione della Marina, che questa mattina ha pubblicato dei numeri incredibili che arrivano direttamente dai vertici della direzione armamento dello Stato italiano, e allora abbiamo pensato di romperle nuovamente le scatole e diamo il bentornato a Maristella Massari. Buongiorno Mari. È sempre un piacere, non rompete le scatole. Lascia perdere, a quest'ora non lo dire, Maristella, non lo dire, altrimenti ci crediamo. No. Allora, questa mattina hai pubblicato un articolo nel quale riporti i numeri che l'ammiraglio Giacinto Ottaviani, a capo della direzione armamenti dello Stato italiano, ha riportato in commissione al Senato, e numeri che hanno a che fare col mantenimento di un museo del genere, di un costo di realizzazione di un museo del genere, ma soprattutto anche di progetti. Andiamo per gradi. Che cosa ha detto l'ammiraglio Ottaviani, Mari? L'ammiraglio Ottaviani, Giacinto Ottaviani, che come giustamente sottolineavi tu è il capo degli armamenti della difesa, e quindi è proprio la persona deputata a fare anche questo tipo di ragionamenti per ricostruire anche il filo economico che c'è dietro questa operazione. È stato audito il 24 marzo, quindi qualche giorno fa, nelle Commissioni Unite di Esteri e Difesa, sul caso, tra le altre cose, sul caso Garibaldi. L'ammiraglio Ottaviani ha portato un piano dettagliato di costi anche rispetto ad una ipotesi di musealizzazione, chiarendo con la forza delle cifre, dei numeri,
quello che ci vuole sostanzialmente per avviare un progetto del genere. Devo dire che tu, con la tua solita dolcissima cattiveria che ti contraddistingue, hai scritto, cioè l'attacco del pezzo è strepitoso, dice: più che un progetto finora è un desiderio, un sogno suggestivo, identitario, perfino legittimo, ma pur sempre un desiderio. Perché? È un desiderio perché Taranto viene già da un'esperienza fallita in maniera, insomma, miserrima, aggiungerei, quella del Vittorio Veneto, se fai riferimento a quella. Sì, volevo trovare un termine per edulcorare un po'. No, lascia perdere, te l'ho detto che sei dolcemente cattiva. Sii cattiva e basta, Maristella, come mi hai insegnato. Vabbè. Perfetto. E l'esperienza del Vittorio Veneto, intorno al quale si era costituito un comitato e poi una fondazione, e poi insomma esisteva un progetto supportato da un'importante fondazione che è la Michelagnoli, in qualche maniera insomma si era avviato si era andati oltre l'idea, no? Si era messo giù anche un piano industriale, perché la musealizzazione di una nave comunque diventa anche in qualche maniera impresa, no? Si deve fare impresa, e quindi vanno sostenute le idee con le carte. Dietro l'operazione del Garibaldi non c'è nessuna di queste come dire, di queste carte, non c'è progettualità ancora, è soltanto un'idea, tant'è che la mozione del Consiglio comunale, del Consiglio regionale della Puglia, presentata dai 5 Stelle e poi approvata all'unanimità da tutto il Consiglio, chiede anche insomma alla difesa stessa di avviare proprio un tavolo per capire la fattibilità della cosa e trovare eventuali sostegni. Però io ricordo a me stessa, perché comunque anche all'epoca seguivo quella storia, che molto prima della dismissione di nave Vittorio Veneto fu avviato il comitato che poi portò in qualche maniera insomma a quell'idea che non andò in porto. La questione del Garibaldi è che il Garibaldi dovesse andare in disarmo era nota. Io ne parlai personalmente, l'ho ricordato proprio ieri sera in una chiacchierata con il mio direttore Mimmo Mazza, poco più di 10 anni fa, con l'allora presidente della regione Michele Emiliano. Ci incontrammo a bordo di una nave, si parlava del Vittorio Veneto come ipotesi di museo per Taranto, e come ipotesi di museo fallita, e io dissi: presidente Emiliano, tra qualche anno, 10, 15, 12, insomma non sappiamo quanto, il Garibaldi andrà in pensione. Andrà in pensione, e il Garibaldi è una unità navale fortemente identitaria di questa città, perché dal 1985, quindi da quando è stata consegnata alla Marina, ha sempre fatto parte dello skyline della città. È la prima unità navale che è stata ormeggiata alla stazione navale di Margrande, quando ancora non esisteva la stazione navale di Margrande, che poi avrebbe aperto i battenti nel 2004, ed è una delle unità navali che ha fatto anche la storia del... Abbiamo perso Maristella, che accade? Che è successo? Proviamo a chiamarla un attimo, per favore, Gis. Nel frattempo, in sostanza, tiro un attimo la sintesi. Servirebbero 100 milioni di euro per, come dire, preparare lo scafo, ecco, a diventare un museo. Quindi, una volta tolta tutta la parte elettronica, tutte le componenti che insomma fanno parte di una nave militare, una nave da guerra, quindi deve essere predisposta anche con l'abbattimento di barriere architettoniche, una serie di altre robe. E poi l'ammiraglio Ottaviani ha fatto una serie di paragoni con l'Intrepid di New York, e insomma lì i costi arrivano a raggiungere, l'avevamo già detto nella volta scorsa, insomma quasi 35 milioni di euro, ma si sostiene con 1 milione di euro, scusate, 1 milione di visitatori l'anno a Taranto. Ecco, le cose potrebbero essere diverse. Abbiamo nuovamente in collegamento, ma telefonico, Maristella. Eccoti Mari. Ah no, ecco qua in video di nuovo. Maristella, scusa, chiudiamo perché stavi raccontando questo episodio con Emiliano.
Certo, e il presidente stesso dell'epoca convenne che sarebbe stata una bellissima operazione. Poi era quello forse il momento per avviare, quindi le cose non è che possono nascere, anche per fare un bambino ci vogliono 9 mesi, no? Quindi figurati, per fare un'operazione di tale portata si doveva mettere a sistema una cabina di regia che lavorasse soltanto all'operazione di musealizzazione della nave, che non è di per sé solo la musealizzazione della nave, ma è un cambio di paradigma nella promozione culturale della città. Questo forse la politica avrebbe dovuto, come dire, capirlo prima o essere forse più convinta rispetto a quest'idea. Oggi è troppo tardi, a mio avviso. E allora chiudiamola. Ci sono altri passi che potrebbe... Tipo? Ci sono altri passi che potrebbe chiedere, come dire, Taranto alla Marina per sostenere questo suo... Certo, alla Marina, alla Difesa per sostenere questo suo sogno di diventare anche, insomma, sempre di più capitale della Marina Militare, con un percorso museale così importante, diventare la prima città con un museo navale galleggiante, magari non con una unità navale della stazza del Garibaldi che ha un costo di manutenzione già così da ferma, senza nulla, costa 5 milioni al mese per la gestione delle spese vive, l'ormeggio, la manutenzione della carena, tenerla a galla molto banalmente, perché poi è un'unità navale che non dovrebbe navigare più e quindi non ha la manutenzione ordinaria che potrebbe fare la Marina Militare, no? E allora, e poi direi elettricità, tutto il direi resto. che però la domanda poi resta, però, Maristella, adesso ti chiedo veramente una risposta in 10 secondi perché abbiamo già sforato, ma sti soldi chi li mette? Esatto, è una operazione che dovrebbero fare privati con la parte pubblica. Io non faccio l'imprenditore, però se fossi un imprenditore e credessi in questa idea, investirei. Se facessi, come dire, se facessi l'amministratore di questa città e credessi fortemente in questa idea che potrebbe anche in qualche maniera cambiare, no, il destino, appunto, cioè trovare un'alternativa al nostro, diciamo, destino, come dire, industriale, proverei a trovare degli interlocutori, degli stakeholder in grado di sostenere l'idea, e di stakeholder legati alla difesa ce ne sono tanti che lavorano anche con Taranto. E vediamo che magari, insomma, ma c'è tutto l'indotto navalmeccanico, insomma, c'è anche Taranto che ha, come dire, una sua eccellenza, mettiamola così. Allora, grazie a Maristella Massari per essere stata con noi, grazie davvero Maristella, buon lavoro. Anzi, grazie a voi. Nel frattempo vi ricordo che alle 14.30 dopo il TG di Cittadella TV sul canale 94 verrà trasmessa la replica di Orizzonte Taranto, che ha avuto il suo esordio ieri. Grazie ancora Mari, buona giornata. A voi, buona giornata.